Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Emergono nuovi dettagli in merito al duplice omicidio avvenuto in Inghilterra. A ritrovare i corpi massacrati dei due fidanzati originari del Messinese sarebbe stato il padre del presunto assassino, che sarebbe un palermitano di 21 anni in stato di fermo. In base a quanto ricostruito, l'uomo sarebbe andato a trovare il figlio, che vive in Inghilterra. Avrebbe provato a rintracciarlo, ma senza ottenere alcun tipo di risposta. A quel punto avrebbe deciso di andare a trovarlo nella casa che il ragazzo condivideva con il coinquilino Nino Calabrò, una delle due vittime. Una volta lì, la macabra scoperta. Sarà effettuata l'autopsia sul corpo senza vita di Maria Basso, la donna di 80 anni scomparsa più di 10 giorni fa da una casa di riposo di Asiago e rintracciata successivamente in una struttura a Catania. L'esame autoptico è stato disposto dalla Procura di Vicenza per far luce sulle cause della morte della ricca pensionata originaria di Vicenza, ritrovata poco prima del decesso nel territorio etneo insieme a un parente. In base a quanto emerso, l'anziana, priva di eredi, disponeva di un ingente patrimonio fra conti correnti, gioielli e immobili. Si ipotizza che l'80enne sia stata convinta con l'inganno a trasferirsi in Sicilia e che sia stata indotta a cambiare il testamento con cui disponeva di lasciare tutta la sua eredità ai poveri. È stato firmato un accordo di fine anno tra Stato e Regione Siciliana che riceverà 650 milioni di euro a partire dall'anno prossimo, e questo è ciò che è stato deciso alla luce degli svantaggi finanziari che la Sicilia è costretta a subire per la mancata attuazione di alcune partite statutarie e per sanare la vertenza riguardo al mancato versamento da parte dello Stato di una parte delle accise petrolifere come compensazione per l'aumento della compartecipazione della Regione alla spesa sanitaria, che nel 2007 passò dal 44,8 al 49,11%. E chiudiamo con il meteo. Sarà una vigilia di Natale soleggiata in Sicilia. Domani il cielo sarà infatti prevalentemente sereno. Nella mattinata potrebbero presentarsi alcuni annuvolamenti nella parte centrale della regione e sul versante orientale, mentre nel pomeriggio le nubi si sposteranno sulla zona occidentale. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno in linea con i giorni precedenti, con massime ben oltre i valori stagionali medi. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.